La crisi sembra ormai alle spalle. L'estate veneziana sta facendo registrare nelle prenotazioni alberghiere una stagione turistica in buona ripresa. Nel mese di luglio in città, tra Venezia, Centro Storico, Mestre e il Lido, la percentuale media dell'occupazione negli alberghi è stata dell'80%. In ripresa rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato un anno horribilis, con diminuzioni dei fatturati di oltre il 15%, in alcuni casi fino al 25%. Veramente un anno difficile. Quest'anno è un anno di ripresa, non una ripresa fortissima, però una ripresa importante soprattutto negli alberghi di fascia medio-alta. La Biennale d'arte è stata un traino importante per la città. Il merito è sicuramente della capacità degli imprenditori veneziani, ma è sicuramente merito anche del grande evento biennale che porta con sé numerosi eventi e porta moltissime prenotazioni alberghiere di qualità. Alta la percentuale di occupazione in luglio. Tasso di occupazione del 90% sulla città di Venezia, con punte fino al 95% durante la serata del Redentore, circa l'80% al Lido e il 70% a Mestre. Bilancio conclusivo a novembre, come spiega il direttore degli albergatori veneziani. Tutti sanno che Venezia da metà novembre in poi sostanzialmente chiude e quindi abbiamo i flussi turistici solo fino a metà novembre e quindi là potremo tirare un bilancio della stagione che però a mio modo di vedere è assolutamente positivo.